24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Paesaggi incantevoli e rilassanti, acque balneabili, opportunità di svago sempre nuove, itinerari originalissimi tra acqua, monti e luoghi d'arte, una proposta enogastronomica ricca e variegata, strutture ricettive tirate a lucido. Il Garda si presenta all'avvio di questa stagione 2012 consolidando la sua offerta turistica e confermando la sua leadership tra le mete lacustri internazionali. I primi testimoni della qualità del sistema accoglienza del Lago di Garda sono Lorenzo Dellai, Roberto Formigoni e Luca Zaia, rispettivamente presidenti della provincia autonoma di Trento e governatori delle regioni Lombardia e Veneto, tre diverse sponde, trentina, lombarda e veneta, che compongono un unicum territoriale, ambientale e turistico, celebrato, vissuto e amato da ospiti italiani e stranieri, hanno affermato i tre presidenti, che anche quest'anno troveranno le condizioni e il clima ideali per le loro vacanze di riposo, di sport, di divertimento e di cultura. Stiamo monitorando minuto per minuto la situazione dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.5 registrata sabato mattina poco dopo le 4 nell'area del Fadalto e dell'Alpago in Veneto e nel contermine territorio del Friuli Venezia Giulia. Lo ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia. La zona e ciò che avviene nel suo sottosuolo sono controllati in continuo pressoché da sempre, ha sottolineato Zaia, perché sappiamo benissimo che quest'area è la più soggetta a rischio sismico in tutta la regione. I comuni e la protezione civile sono preparati a queste evenienze e non a caso in più occasioni abbiamo organizzato specifiche esercitazioni proprio per ridurre i pericoli che ogni evento sismico può comportare. Quanto è successo sabato non è un evento straordinario, anche se un sisma fa sempre paura. La forma più accessibile di solidarietà verso i paesi terremotati è sicuramente l'invio di un SMS ai numeri messi a disposizione per l'emergenza, per la donazione di 2 euro a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Ma dove vanno a finire questi soldi? Questa è una domanda che molti si sono posti. Anche se si tratta di una cifra irrisoria se presa singolarmente, la donazione tramite SMS ha costituito la fetta più significativa di aiuti monetari all'interno di qualunque realtà prodotta dalle catastrofi naturali, come il terremoto dell'Abruzzo, l'alluvione di Vicenza e ora l'Emilia-Romagna. Tuttavia il meccanismo con il quale questi soldi giungono fino alle popolazioni resta comunque piuttosto oscuro. 2 euro è la cifra che automaticamente viene scalata dal gestore telefonico al momento dell'invio del messaggio. È possibile dunque che vi siano dei costi relativi al servizio di SMS del gestore telefonico, quale esso sia, promozioni di carte e servizi a parte. In seguito però la restante donazione dovrebbe arrivare direttamente dentro un conto solidarietà predisposto. Ma qual è il passaggio successivo? Abbiamo cercato di capirlo sentendo il presidente di Etimos Foundation, Marco Santori, che si è occupato del microcredito per l'Abruzzo. La mia informazione è che questi soldi vanno direttamente alle popolazioni tramite degli strumenti istituzionali prestabiliti. Ci sono dei tempi tecnici che portano alla costruzione di questo fondo. Questo fondo poi viene gestito a seconda dei decreti legge che sono stati fatti da un comitato dei garanti o da un ente pubblico preposto. Mi risulta che per quanto riguarda l'Emilia Romagna dovrebbe essere la regione, quindi il presidente della regione, a istituire poi i comitati di garanti e della commissione per definire come spendere questi soldi, per fare questo processo di costruzione in fase di emergenza e di post-emergenza. Tenere sotto controllo l'eccessivo sviluppo delle zanzare ora si può. Già da qualche anno il comune di Padova si è fatto promotore di iniziative che incoraggiano il cittadino ad azioni di disinfestazione e buone pratiche per combattere il fenomeno. Il comune esercita come da norma la disinfestazione nel suolo pubblico. Ovviamente questa disinfestazione può risultare con degli effetti non eccellenti laddove il privato, che ha il compito ovviamente di disinfestare il proprio giardino proprio il condominio nel caso appunto di più persone, non svolga questa azione di disinfestazione. E allora è importante che ci sia una comunicazione, una sinergia tra il pubblico e il privato.
Ricercate perché inseguite da provvedimenti che ne ordinavano l'arresto, 3 persone sono state arrestate nelle ultime 48 ore dagli agenti della polizia di Padova. Il primo a finire in manette è un marocchino di 43 anni, irregolare, residente a Padova, sul cui capo pendeva un ordine di carcerazione della procura patavina per reati relativi allo spaccio di stupefacenti. Successivamente sono finiti in manette 2 albanesi, sempre per reati legati allo spaccio di droga. Infine la terza persona fermata è stato uno spagnolo di 36 anni che, ricercato da 2 anni, era inseguito da 2 misure cautelari di carcere emesse dalla procura di Napoli. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.